Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci aspetta in questa giornata di 11 gennaio, sabato, e vediamo appunto cosa possiamo attenderci dagli influssi astrali e come possiamo appunto sfruttarli al meglio. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano e veniteci a trovare nei nostri gruppi così da avere uno scambio quotidiano con noi. Vediamo allora cosa ci attende sabato 11 gennaio 2020. La costellazione che per prima apre le danze in questo giorno è la costellazione dell'Acquario e dunque anticamente la costellazione Acquario aveva alle spalle Saturno, che ritroviamo non solo come dominatore del mese ma anche come governatore del giorno, dunque un influsso saturnino estremamente forte oggi. Così dovremmo sicuramente fare attenzione ad alcune cose perché questo eccesso di Saturno ci fa comunque riflettere su alcune caratteristiche, per esempio il fatto di sentire un peso maggiore nella solitudine oppure scegliere intenzionalmente di stare da soli, il desiderio di fare dei bilanci o di osservare e autoanalizzarsi e analizzare insomma anche la vita che stiamo conducendo e dunque un po' tutto sotto la lente di ingrandimento in una giornata come questa, ma a volte saremmo sicuramente spinti a provare dei stati di nostalgia, malinconia. È probabile ci torneranno in mente degli eventi passati che ci procureranno comunque una scia di sentimenti e emozioni importanti. Questa giornata comunque ci mette in luce anche le predisposizioni di tipo ereditario, dunque potrebbe emergere qualche cosa collegato in questo senso e anche qualche difficoltà a carattere circolatorio. Probabilmente sentiremo più freddo che in altre giornate. Per quanto riguarda le sensazioni e le emozioni, dovremmo tenere un po' a bada anche la gelosia o comunque la frettolosità nel dare giudizi. Potrebbe questo affliggerci a livello affettivo, a livello proprio emotivo, portandoci un peso sul petto e un certo affanno al cuore. Oggi in effetti la costellazione che segue, la prima è Cancro, il che induce a pensare a una certa frequente mutevolezza, dunque mutevolezza di emozioni, alti e bassi emotivi molto importanti e molto forti che potrebbero però anche condizionarci nel nostro modo di porci con gli altri. È possibile infatti che possiamo fraintendere qualche cosa, qualche comportamento delle persone che abbiamo intorno, magari del partner, e decidere magari alternativamente in base comunque agli elementi che compongono appunto il personale quadrato di nascita di ciascuno di noi, reagire o in modo irruente, tipico per esempio del fuoco che si accende così rapidamente poi si spegne, oppure accumulare e poi esplodere tutto in una volta, che è anche un altro aspetto tipico invece delle costellazioni e dei segni di terra. Oppure appunto accusare a livello emotivo grandi scompensi e provare forti emotività e forse qualche trauma a livello proprio emotivo per tutti i nati dei segni di acqua e comunque a predominanza dell'elemento acqua. Per i segni d'aria grande stanchezza mentale, perché dopo giornate di questo tipo dove sono intense le energie psichiche e mentali e dunque l'impegno cerebrale che pongono è esasperato, comunque aumentato in misura appunto di una certa continuità e ripeto anche la costellazione Acquario che è di elemento aria porta comunque a una sovrastimolazione della mente, non solo Gemelli e non solo Bilancia, tutti gli elementi aria, tutte le costellazioni, i segni che appartengono all'elemento aria tendono a fare questo. Dunque ciascuno di noi
potrà appunto reagire alle energie di questa giornata in modo differente. Per tutti però si consiglia cautela, si consiglia di evitare gli scontri, di restare tranquilli e soprattutto di cercare la mediazione qualora dovessimo avere delle incomprensioni, dunque non prendiamo di petto il nostro avversario, cerchiamo invece di magari lasciare sbollire e riprendere l'argomento in un altro momento, meglio ancora un altro giorno. Attenzione a non perdere oggetti preziosi o cose importanti, documenti. È possibile infatti in questa giornata che qualcosa ci sfugga un po' di mano e che magari possa andare smarrita. Io più o meno ho detto tutto, vi ricordo appunto il nostro appuntamento quotidiano, ci ritroveremo insomma domani con le previsioni per domenica e veniteci a trovare nei gruppi Facebook, vi aspettiamo, il Marietto Veneziano ed io, mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al mio canale YouTube, qui appunto dove trovate queste condivisioni. Vi ringrazio tantissimo per la vostra compagnia e per avermi ascoltato e ci ritroviamo qui domani alla stessa ora. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!